Voi cosa volete che io vi dica oggi? È perché... perché la reazione live non c'è, perché non l'ho vista a casa mia nella mia stanzetta. L'ho vista da un'altra parte. Show it. Ah, Gesù, Gesù. Con una specie di amuleto che praticamente non avevo modo, ma ho dormito poco. E continuo, devo ancora vedere tutte le cose, le interviste, le cose. Sono momenti. Sono quei momenti inaspettati, sono quei momenti che tu dentro di te lo pensi, no? Però non hai il coraggio di dirlo. Vuoi che Napoli vince proprio con la Juventus. Perde, capito, col Bologna, perde col Parma, perde con chiunque, e poi vince proprio con la Juventus. Vuoi vedere? Però siamo codardi, non lo diciamo perché poi è facile pure dirlo, lo puoi dire sempre. Però è successo. E sai perché è successo? È successo perché dopo la Lazio prendi autostima e ci sta. Ma insieme all'autostima tu hai un centrocampista centrale che è Diego Demme. E io arrizzo con Diego Demme. Perché non è solamente il giocatore logico che ti fa il passaggio veloce a un tocco e si fa vedere, è anche quello che rompe i coglioni agli avversari, che si prende di pala, che non fa respirare i centrocampisti avversari. Nonostante si calmare un poco perché potrebbe fare la fine di Blasi, essere ammonito sempre perché sei in Italia, il Napoli non è rispettato. Ah, a proposito, noi abbiamo vinto 2-1, quindi si parla rigore su fallo di mano di Quadrato. Simulazione di Quadrato nel primo tempo dove si tuffa e prende calcio di punizione, loro poi 3 ore chi lo calcio di punizione per metterla in mezzo e cercare di segnare. Manata di Douglas Costa su Mario Rui, nemmeno fallo, palla ancora a loro. Guagliù, voi, voi la dovete finire. Voi la dovete smettere perché questa partita non ce la volevate far chiudere. E noi, andate a vedere le statistiche, il Napoli ha fatto più della Juventus. Nonostante parliamo di controllo fondamentalmente nel primo tempo e nel secondo tempo più attacco, ma un po' di rispetto, noi non siamo ciechi. Non si parla più di scudetto, non è più quindi non si alza più la voce. Abbiamo vinto, si dice, mi devi dare il rigore, basta. Basta con questa storia che il VAR funziona a cazzi vostri. Mi devi dare il rigore, mi devi far andare sul 2-0, mi devi dare la possibilità. Poi è andato tutto bene. Ma non si può giostrare così, non si può scherzare col fuoco perché siamo una squadra fragile e ci dovete rispettare perché dobbiamo fare il nostro campionatuccio. Ah, come andò la situazione? Dobbiamo comparare. Girone d'andata, il Napoli vince con la Fiorentina, molti dicono non meritando. Ricordiamoci sempre il fatto, sì, Mertens, ok, ma c'è anche il fallo di mano di Zielinski che diventa rigore per loro quando il fallo di mano di Quadrato non si chiama. Allora, vogliamo dire che il Napoli non meritava quei 3 punti? Ok, la Fiorentina se li è ripresi. Vogliamo dire che la Juventus non meritava i 3 punti la seconda giornata perché lo svirgolo di Koulibaly va proprio nel set e il Napoli si prende i 3 punti. Allora probabilmente noi dovremmo fare un campionato di ritorno, il girone di ritorno al contrario, cioè tutto quello che non è andato bene per un motivo o per un altro, per un Ancelotti o per un arbitro, perché poi questo è, mettiamo le cose in chiaro, per un Ancelotti o per un arbitro e noi ci dobbiamo riprendere i punti che ci mancano perché è impossibile fare un girone di ritorno brutto come quello del girone d'andata proprio a livello di risultati e poi di prestazioni perché c'è Demme esce, Lobotka bene lo stesso, Lobotka centrale può giocare benissimo lo stesso, ha meno interdizione probabilmente ma c'ha il lancio lungo che non l'abbiamo visto ieri ma l'abbiamo visto nei filmati, quindi si ritorna, il cavaliere di prima ritorna al mio video dove Demme è Gargano e Lobotka è Pazienza, ma va benissimo, sono
sono i miei paragoni in piccolo, per non dire Verratti, per non dire Gattuso, ok? Lobotka pazienza, bene, perché può fare centrale, logico, calma, e poi c'ha pure il lancio lungo. Dem è più Gargano perché c'ha il breve, ma c'ha più interdizione ed è più addosso a tutti gli avversari. Che bello, che bello. L'unico neo di ieri si continua. Fabian, io non... Nella formazione capisco Gattuso che continui a fidarsi di Lorenzo centrale, d'altra parte Isai ha giocato benissimo, quindi non hai perso il terzino destro in questo caso, perché Isai ha fatto una maronna partita, tra l'altro tunnel su Matuidi. Il problema è ancora Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, le due mezze ali uguali, Zelinski e Fabian Ruiz, non mi convincono ancora, e Fabian Ruiz ancora dietro, non lo so, sarà preparazione atletica, è indietro. Quindi per ora adesso il centrocampo è Zielinski, Dem, Lobotka. Questo deve essere, se vuoi vincere, questo deve essere il centrocampo contro il Barcellona, per farvi capire. Poi dopo ci sarà un po' di turnover inevitabile perché dobbiamo fare parecchie partite, ma è importante stabilire le gerarchie. Zielinski, Dem, Lobotka. Questi sono i centrocampisti al momento. Perché Allan, signori, se ne va in Brasile perché la moglie ha partorito. Niente da dire. Lobotka approfitta dei 2 giorni di riposo dati da Gattuso per andare a conoscere la figlia. Ah, allora teniamo un altro centrocampista che pure lui, la moglie ha partorito, e però non è andata. Ha fatto il professionista, è stato a lavorare. Perché solo nel calcio succede che tu devi lavorare. Ah no, abbiate pazienza, devo andare un attimo in Brasile per i fatti miei. Allora, caro Allan, quella è la porta. Quella è la porta. Scambio con Vesino? Sì. Qual è il problema? Via. Ciao. Ricambio generazionale. Basta. Viene Politano. Benissimo. Cagliacone, ce la fai o non ce la fai? Basta la porta. Mertens, grazie di tutto, mi dispiace, il record resta ad Hamsik, là sta la porta, via, andare, via, voglio vedere gente che lo vuole fare. E adesso Gattuso l'ha detto, deve finire il calciomercato, perché finito il calciomercato si capisce quelli che vogliono effettivamente arrivarci in Europa perché pensano di rimanerci in questa squadra, oppure si mantengono un po' la gamba perché gli europei, perché ce ne fotte fondamentalmente, l'anno prossimo starò altrove. Questo è. Ragazzi, Sarri l'ho preso nel culo, nelle pacche, nel culo, e la foto lo dimostra. Questa è la testa di Sarri nel momento in cui si è reso conto che è venuto a Napoli a prendere 2 babà. E penso, credo, perché io poi a un certo punto ho dovuto togliere la telecronaca, era tutto fuori fase, che i fischi, gli applausi, non c'è stato niente di che, niente di eclatante, un po' di fischi all'ingresso come era giusto che sia, ma perché si fischia la Juventus quando entra, Sarri o non Sarri, e poi basta, e poi abbiamo pensato ai fatti nostri. Bene, maturità, approvo tantissimo. E adesso io mi devo rivedere queste immagini a tutta forza. Altri spunti di riflessione sono la casualità che vuole che Meret torna per un problema di Ospina, a quanto ho capito. Torna in campo e fa un'ottima partita. C'era il pericolo che forzasse con i piedi per dimostrare che lui può essere anche lui con i piedi. L'ha fatto bene, nessun pericolo grave. Il gol di Ronaldo probabilmente poteva uscire prima, era complicata, non sapevo, non riesco a dare una responsabilità specifica tra lui e forse Di Lorenzo, non credo, però bene, ha fatto la parata su Higuain, anche se centrale, tu devi stare là e mi devi dare la sicurezza, e me l'hai data, e mi ha dato sicurezza in altre occasioni. Su Higuain anche il primo tempo, no, era il secondo tempo. Non lo so, comunque su Higuain la parata a terra, quindi bene così. E Insigne ha dimostrato di essersi preso questa squadra sulle spalle. Ed è bello quando tu la sblocchi, quando fai la cosa che non è il tuo solito repertorio. Con la Lazio, invece di fare mi allargo da quella parte e faccio il tiro a giro sul secondo palo, sei andato sulla sinistra e l'hai messa rasoterra.
Ieri l'hai sbloccata tirando dalla destra forte, non a giro, forte sul secondo palo, col pallone che schiaccia e qui ne hai messo in difficoltà i portieri. Devi fare delle cose nuove, sometimes, because otherwise it's the same shit over and over again and people know it and they stop you. Fare cose nuove, va bene, e con la cosa nuova arriva il gol. O tira a volo. E che bellezza, e che bellezza. Ma lo so, ma voi da me che volete, le reazioni folli le vedrete su altri canali e me le vado a vedere anche io, perché sono divertenti. Adesso mi devo un attimo rilassare, mi devo vedere tutte queste immagini, questi commenti, questi memes, i famosi memes. Da New York, Valerio Freud, tutto. Abbiamo battuto la Juventus. Abbiamo vinto. E adesso ragazzi, non dico la Champions League perché è troppo lontano, andiamoci a prendere l'Europa League tranquilla e sicura, perché dobbiamo liberarci di tutte queste squadracce che ci stanno intorno a livello di classifica. Io la classifica non la volevo proprio guardare, ma la devi guardare. Vincere con la Sampdoria. Dopo la Lazio contro la Juve, due squadre forti, quindi la mentalità con le piccole dobbiamo vedere. Perché abbiamo vinto con Liverpool ieri, poi dobbiamo vedere poi la prossima. Vincettem con Chelate e poi perdemmo con il Parma. Ho sempre detto voglio vederli a Bologna, voglio vederli con il Parma, ma adesso voglio vederli con la Sampdoria. È chiaro? A presto, perché è importante.